Sono ormai salve, spazio dunque ai giovani e alle spensieratezze di fine stagione, amici di Sportisti di Ciao da Salvo Geraci. Siamo live da Luigi Faila di Castelbuono, provincia di Palermo, e super giovane Don Carlo Misilmeri, 27ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. La battuta Giuseppe Romano, parte il suo mancino basso verso Miliziano. Punta Suarez, pallone allargato per Lavardera, pallone in area, man mano respinge ma non trattiene. Alla fine Lavardera fa ricominciare l'azione al Misilmeri, lancio lungo per l'avanzata di Federico, mette in mezzo il tap-in voluto al centro dell'area da Youssef Cherif. Scienze importanti anche per farsi notare da parte di Napoli per Youssef Cherif. Occhio man mano, sorpreso, pallone all'indietro, colpo di testa di Pennisi in calcio d'angolo. Battuto immediatamente il calcio d'angolo, pallone in mezzo, man mano respinge, il pallone stava addirittura entrando. Si accentra la super giovane, poi conclude col mancino. Eccolo qui, il primo tiro in porta, stato di Torres. Matera vuole giocare con i rimbalzi, la serve a Lavardera, cerca il sombrero sul russo, passaggio di testa, il colpo al volo di Cherif. Va a Reynoso in mezzo, cercava Torres. La proposta di Antus, pallone sempre al centro, due palleggi e solo Pardo controlla, non c'è il mancino. Buona posizione ancora, Pardo insiste da terra, stava staccando Diallo, allarga tutto Torres, a Reynoso, cross a giro, secondo palo, colpo di testa, a rischiare l'autogol Ricciulli. Immediatamente all'ingresso dell'area, Torres! Tiro raso a terra di Torres, Federico sul punto di battuta, ma lui alla fine con il destro, bloccato dalla barriera, vai col mancino Cherif. Federico avanza piano piano, sempre di più verso l'interno, pallone che scorre, non c'è nessuno a calciare verso la porta. Lavardera stava per scivolare, serve Miliziano, area piccola, in mezzo man mano, Palma, duello con Federico, si deve fermare, Palma serve Suarez, calcia da fuori, ancora Federico, poi evita Suarez fino in fondo, pallone dall'altro lato, Misilmeri che va avanti, Ricciulli, Cherif evita l'avversario sinistro in mezzo, doppia deviazione, parte Lavardera, secondo palo, parte Lavardera, alto, e ancora Torres, va avanti, Torres, sfonda tutti, sfonda la rete, la super giovane Castelbuono è in vantaggio con il gol numero 17 in stagione di Santiago Torres, 1-0. Ancora Giuseppe Romano, alla fine pensa alla conclusione, Federico, Lavardera, passaggio all'improvviso, l'arbitro interviene subito, c'è la doppia ammonizione per Reynoso, super giovane Castelbuono in 10. Romano stavolta non calcia, allarga ancora da Giorgio Chinnici, il cross in mezzo, esce man mano con il pugno allontana, poi il tiro, ancora Pappalardo, decisivo sullo Gerfo, allarga Miliziano, il cross dentro l'area, colpo di testa da parte di Maltese, batte Giorgio Chinnici, pallone in mezzo, salta anche Zumo, colpo di testa fuori di Federico, parte Chinnici in mezzo, colpo di testa man mano, ancora il pallone dentro, la deviazione vincente del Misilmeri, in mezzo il gol da parte di Federico, ma è annullato tutto per fuorigioco, gol annullato a Federico. Ed è ufficiale il triplice fischio con sofferenza in 10 uomini. La super giovane Castelbuono batte la Don Carlo Misilmeri grazie al gol al 70° di Santiago Torres.